Ciao a tutti, sono Ernestina della Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. In questa occasione torniamo in Argentina, dove scopriremo la storia di una famiglia originaria di Pieve di Cadore, che decide di migrare nella pianura pampeana, nel cuore verde dell'Argentina. Questa terra fertile fu l'inizio di una nuova vita qui, alla fine del mondo. In questa occasione, oggi ci racconta la sua storia di migrazione Carlos Acorte da Mar del Plata, Argentina. Ciao Carlos, come stai? Ciao Ernestina, come stai? Tutto bene qui? Fa caldo oggi, in estate in Mar del Plata. Ecco, stupendo. Carlos, perché non ci racconti qualcosa su di te? Presentati, dai. Ok, io sono Carlo D'Acorte, io ho studiato tutta la mia carriera professionale di scienze economiche in quella città. L'ultimo lavoro era come assistente commerciale di una banca. Nell'anno 2007 mi sono emigrato qui a Mar del Plata e qui mi sono formato alla professione di insegnante. Attualmente esercito questa attività nelle scuole comunali, Ernestina. Stupendo, complimenti, sei insegnante come me anche, bravo. Grazie Adesso molto. condividiamo un'altra cosa che sono le radici bellunesi. Puoi raccontare adesso un po' dei tuoi origini bellunesi? Come è iniziata la tua storia di immigrazione? Da dove e quando sono partiti i tuoi antenati? In relazione al mio cognome, è di origine cadorino. Belluno e il mio bisnonno arrivarono in Argentina alla fine dell'anno 1800. Il mio bisnonno si stabilì alla Pampa Argentina, conosciuta come la Pampa Gringa. Lì incontro la mia bisnonna, Carolina Falsiola, che era emigrata di Groningen, Svizzera. Il mio bisnonno, di nome Paolo Achille D'Acorte, quello contabile di una centrale elettrica. La Pampa è nato il mio nonno e dopo poi il mio padre. Proprio nel comune di Jacinto Arauz, famoso per essere stato il luogo scelto del celebre medico argentino René Favaloro, Sì, che inventore del sistema di bypass. Ok? Ecco, sì, Sta bene? bravissimo, molto bello ricordarlo anche, molto importante. Poi da lì, dal Cadore, no? Com'è che sono arrivati i tuoi qui in Argentina? Com'era il paese che hanno trovato? Io non lo so, accordo con il mio padre, l'Italia erano un paese con belle montagne, freddo nell'inverno, con molta neve, ok? Ah sì, e poi quando sono arrivati qui in Argentina, cosa hanno trovato? Raccontaci un po', erano arrivati giusto a Buenos Aires o direttamente La Pampa? Sì. Successiva, ok, il mio bisnonno ha lavorato, teneva i libri contabili di una centrale elettrica. Successivamente la mia famiglia si è trasferita a Buenos Aires per avere un'attività. Questa meravigliosa attività, era quella dei gioielli o orologelli. È così che nasce Casa da Corte, che è rimasta per 30 anni in quartiere di Valvanera, offrendo alla clientela prodotti di qualità come orologi e gioielli. Oh, ma che bello, che interessante, eh? Quel mestiere Bellissimo. bellunese è molto bello. Immagino che hanno trovato, beh, una città di Buenos Aires molto grande, molto vasta. Per chi non conosce la zona, com'era dove si è stabilita la tua famiglia lì a Valvanera? Ti ricordi qualcosa? Com'era il clima? Com'era la geografia? Ci puoi dire qualcosa? Stanno parlando di Buenos Aires. Il clima de Buenos Aires è una città bellissima, una struttura similare all'Europa, con gente che hanno arrivato di altri paesi, di altre province in tutta l'Argentina. È una città con un movimento culturale, con un movimento tradizionale, con un movimento di azienda importante. È la capitale
veramente più grande, più importante dell'Argentina. Certamente, la capitale è una città molto bella, molto grande, quindi sì, è stato, immagino, una bella sfida per i tuoi antenati da quel bellissimo posto lì a Cadore. Venire qui in una città, una metropoli così importante, così grande, così vasta, varia, quindi sicuro non è stato facile. Carlo, per chi non conosce, com'è la zona dove si è stabilita la tua famiglia? Penso, non so, alla geografia, com'era il clima? Arrivarono fino all'anno 1800. Mm. La regione della Pampa ha una vasta continua pianura. Questa continuità è interrotta solo da due sistemi montuosi nel sud-ovest della regione. Il clima di questo luogo è umido e temperato. I venti caratteristici della regione della Pampa sono il pampero di vegetazione dominante e la preghiera, seguita dalla steppa, in gran parte della regione è di produzione agricola e zootecnica. Il clima della Pampa non è così freddo, ma è abbastanza umido. Sì, immagino per la tua famiglia che veniva dalla montagna fino alla Pampa, che era una pianura. C'erano altri italiani, altri bellunesi lì? Come ti avevo detto, il mio bisnonno aveva lavorato in una centrale elettrica, ma la mia bisnonna e la maggior parte dei suoi parenti hanno lavorato alla produzione agricola e zootecnica. La Pampa e quegli anni si caratterizzava per aver accolto italiani del nord, per il più veneti e piemontesi. Piemontesi è una regione con molti emigranti del Piemonte. Veneti, io non so bene se molti veneti arrivano alla Pampa. Ma anche tanti migranti di altri paesi europei che erano braccianti agricoli, come nel caso della mia famiglia, della mia bisnonna, che erano immigranti piemontesi. Qui tra le mani un libro titolato Le nostre radici. Adesso Carlos ci sta facendo vedere un libro che ha, per chi ci sta sentendo in radio a via in voce delle Dolomiti. Di cos'è il libro, Carlos? Qui tra le mani ho un libro intitolato Le nostre radici, scritto da Norma Long, piemontese, del Piemonte, di origine del Piemonte, che ci racconta qual era il flusso migratorio a Jacinto Arauz La Pampa e come ci sono stabiliti, cosa hanno fatto, quali lavori, industrie e imprese hanno sviluppato. Anche la mia famiglia è menzionata lì, nel libro. Ah, che bello, complimenti Carlo, molto bene. Grazie mille. Carlos, so che abiti a Mar del Plata, una bella città costiera dell'Argentina, in provincia di Buenos Aires. Raccontaci qualcosa della tua vita e principalmente di quanto vedi che sia rimasto oggi di quella eredità bellunese nella tua vita. Come vedrai, qui ho tra le mani un cappello alpino Molto che bello. rappresenta... veramente bellissimo il cappello alpino. Che rappresenta quei soldati delle Alpi che hanno combattuto per l'indipendenza d'Italia. La tradizione è mantenuta viva perché sono anche sposata con una donna italo-argentina i cui genitori sono emigranti da Napoli o dalla Sicilia. Bella Guarda. combinazione. Sì, sì, molto brava. Come si chiama la tua moglie? Si chiama Janet Penissi, Juana Penissi, Janet Penissi, per gli amici. Brava. Uno dei nostri cibi abituali in inverno è la polenta, così come il tiramisù. Ma guarda, bravissima, buonissima la polenta. A Mar del Plata mangiate tanto la polenta? Che fa freddo in inverno? Esatto, molta polenta in inverno, ma perché è freddo nell'inverno qui. Ma io ti dico che Mar del Plata è una bellissima città di sole e mare, centro turistico, tutta la gente dell'Argentina arrivarono in l'estate in Mar del Plata. Sì.
bellissimo, per chi ci sta sentendo in radio, Mar del Plata è una bellissima città con una comunità, Una bellissima dimmi città. tu se no, è una comunità italiana gigante, grandissima, molto brava anche. Exacto, exacto. La comunidad italiana es più grande, specialmente dal sud Italia. Come vedrai qui ho tra le mani un cappello alpino che rappresenta quei soldati delle Alpi che hanno combattuto. La tradizione è mantenuta viva, è viva perché sono anche sposata con una italo-argentina i cui genitori sono emigranti da Napoli e dalla Sicilia. Questa bambina con il nome Jeanette Penissi. Ecco, brava, bella combinazione, sì, sì. Bella combinazione. Uno dei nostri cibi abituali in inverno è la polenta, così come il tiramisù. Con mia moglie a volte cantiamo la canzone sul cappello. sul cappello che noi portiamo. Bravo! Siamo molto legati alla comunità italiana di questa città Mar del Plata, sia con i connazionali di mia moglie, celebrazione delle feste parrocchiali italiane, partecipazione agli eventi di Casa d'Italia e della società Las Tres Venecias e con altri connazionali di altre regioni. Ti dico, mia moglie, Jeanette Penissi, ci siamo sposati 2 anni fa nella chiesa La Sagrada Famiglia, che è una delle parrocchie più importanti della comunità italiana a Mar del Plata, nella zona del porto. Ah, che bello, complimenti anche, ma che bello, complimenti anche per quello che fate per mantenere viva quelle radici italiane nella vostra vita e nella vostra comunità anche. Bene, Carlos, veramente è stato un piacere parlare con te. Vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo? Sicuramente, voglio fare un grande saluto a tutti i connazionali veneti e soprattutto agli amici di Belluno, alle famiglie da corte e a tutti in generale. Grazie a Ernestina per aver potuto avere questa opportunità di farmi conoscere come uno dei discendenti dei Veneti in Argentina. Grazie mille, un grande abbraccio e siamo in contatto in un'altra occasione, Ernestina. È stato un piacere e ci ritroveremo di sicuro nuovamente in una prossima puntata con altri amici di Mar del Plata. E a voi, cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.